Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Si è spenta la televisione, è morto Pippo Baudo, aveva 89 anni, l'ultimo dei 4 moschettieri dopo Enzo Tortora, Corrado e Mike Bongiorno, nella foto iconica del 1967 che li ritraeva insieme. Nel 79, con l'avvento delle TV private, aveva collaborato alla Via di Antenna Sicilia, i grandi successi in Rai, da Canzonissima a Sanremo passando per Fantastico. Sant'Agata d'estate, oggi le celebrazioni per ricordare il rientro delle reliquie della martire Santa Patrona a Catania, ieri la processione del velo, tutti gli eventi seguiti in diretta sul web e sulle nostre TV. Il maltempo sferza la Sicilia orientale, è grave, un uomo colpito da un fulmine a Marzamemi, 2 trombe d'aria, modiche, allagamenti alle Eolie, neve d'agosto sulla sommità dell'Etna. A Porto Empedocle il dolore per l'arrivo delle bare con i 23 migranti del naufragio al largo di Lampedusa, c'è anche una bimba somala di 11 mesi. Ragusa, l'acqua inquinata dai rubinetti ascoitti ha provocato molti casi di gastroenterite e guardie mediche prese d'assalto. Calcio, il Palermo passa il turno in Coppa Italia ai danni della Cremonese e rosanere che vincono ai rigori dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, sconfitta del Siracusa in Coppa di Serie C. Oggi esordio del Catania a Crotone, non convocato d'ausilio Toscano è fiducioso anche per la stagione, gran seguito di tifosi. Per molti era la televisione. Pippo Baudo si è spento ieri sera all'ospedale Campus Biomedico di Roma, circondato dai suoi cari. Nel 1979, con l'avvento delle TV private, aveva collaborato all'avvio di Antenna Sicilia, dove condusse un anno più tardi la prima edizione del Festival della canzone siciliana. Poi i grandi successi in Rai, da Fantastico, Canzonissima, alle 13 edizioni di Sanremo. E la foto iconica dei 4 mattatori, Corrado, Mike Bongiorno, Enzo Tortora e lui, i 4 moschettieri della TV. Desiree Ferlito. La Sicilia e l'Italia intera piangono un monumento per la TV italiana. Pippo Baudo si è spento serenamente ieri sera all'età di 89 anni all'ospedale Campus Biomedico di Roma, circondato dalla sua famiglia e gli affetti di sempre. Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, ma per tutti è stato sempre Pippo Baudo. Suo il record di conduzioni del Festival di Sanremo con 13 edizioni, decine di programmi di grande successo, da Canzonissima a Domenica In. Pippo Baudo era il re del nazional popolare, pochi fronzoli e un carisma e un'umanità che sono sempre arrivati dritti al cuore dei suoi telespettatori. Pippo era uno di noi e lo era davvero. La sua casa era qui a Militello in Val di Catania, dove è nato e cresciuto, dove è iniziata la sua passione per lo spettacolo mentre stava ancora studiando giurisprudenza all'Università di Catania, laurea che ha poi conseguito pur non avendo esercitato mai la professione forense. Era tanto orgoglioso del suo paese, dice il sindaco Giovanni Burtone, è sempre stato amatissimo dai suoi concittadini. E Pippo non era solo uno di noi, ma Pippo fa parte della nostra storia. Nel 1979, con l'avvento delle TV private, ha collaborato all'avvio di Antenna Sicilia, dove ha condotto un anno più tardi la prima edizione del Festival della canzone siciliana e dove tornava tutte le volte che poteva. Cordoglio di tutte le istituzioni siciliane, la Sicilia perde un figlio illustre, ha detto il presidente della regione Renato Schifani. Nella sua carriera ha lanciato e rilanciato personaggi come Milva, Mietta, Anna Oxa, Lorella Cuccarini, Eter Parisi, Andrea Bocelli, Giorgia, Laura Oposini, Barbara D'Urso e molti altri. Celeberrimo il suo L'ho inventato io, come se scoprire talenti e regalarli alla TV italiana fosse una sua dote, come un papà che guida e guarda i suoi figli spiccare il volo. Insieme a Pippo ci lascia per sempre la storia della TV italiana. Pippo era l'ultimo dei giganti del piccolo schermo. E voltiamo pagina. Sant'Agata d'estate, oggi le celebrazioni per ricordare il rientro delle reliquie della martire Santa Patrona a Catania, ieri la processione del velo, tutti gli eventi seguiti in diretta sul web e sulle nostre TV. Ancora Desiree Ferlito. Festa della transazione delle reliquie di Sant'Agata. È entrata nel vivo ieri la festa d'agosto della patrona di Catania, con l'esposizione del velo in cattedrale e portata in processione per le vie del centro storico della città. Nella giornata di oggi invece saranno esposti il busto di Sant'Agata e le reliquie e in serata la processione dei fedeli. La città si stringe nuovamente attorno alla sua patrona in una delle giornate più sentite dell'anno. Si rinnova la tradizione che ricorda il ritorno delle reliquie di Sant'Agata a Costantinopoli, un evento che accompagna la città con riti secolari e momenti di grande partecipazione popolare.
Quella di quest'anno sarà una festa particolare perché annuncerà l'inizio del Giubileo agatino cominciato oggi. Continuerà con le celebrazioni di febbraio e si concluderà nel 900° anniversario del rientro delle reliquie di Sant'Agata a Catania, il 17 agosto dell'anno prossimo. E continua la diretta della festa estiva di Sant'Agata. Tutti i momenti più emozionanti saranno trasmessi in diretta sulle nostre TV e in streaming sul nostro sito siciliaweb.it. Oggi, sempre su Telecolor, l'apertura del Sacello e alle 10:30 la Santa Messa e il Pontificale. Alle 19:45 infine su Antenna Sicilia l'uscita e la processione del busto di Sant'Agata. E come avete sentito dal servizio, la festa d'agosto in onore di Sant'Agata prosegue anche oggi. Stamattina alle 8, come si diceva, le sacre reliquie sono state esposte in cattedrale. Alle 10:30, vedete anche le immagini di stamattina, alle 10:30 ci sarà la Santa Messa e il Pontificale officiato dall'Arcivescovo di Catania, Monsignor Renna, e alle 19:45, il momento più atteso dai catanesi, l'uscita del busto reliquiario e la breve processione per le vie del centro. Tutti questi eventi saranno trasmessi in diretta dalle nostre TV. L'apertura del Sacello e la Santa Messa su Telecolor e in serata su Antenna Sicilia la processione. In queste ore il maltempo si è abbattuto sulla Sicilia orientale a partire dal Ragusano lungo il versante ionico, allagamenti alle Eolie, pioggia intensa nel Messinese, la neve fa capolino. Sulla sommità dell'Etna un uomo è stato colpito da un fulmine a Marzamemi. Francesco Triolo. Raffiche di vento, pioggia, cielo grigio, tuoni e fulmini. È stata una giornata caratterizzata dal maltempo, quella della Sicilia orientale. Momenti di paura nel primo pomeriggio a Marzamemi, dove un uomo di 45 anni è stato colpito da un fulmine durante un violento temporale. Soccorso al 118 mentre era in arresto cardiaco, è stato trasportato all'ospedale Umberto I di Siracusa, dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Gli eventi più estremi a Modica, dove si sono registrate 2 trombe d'aria che hanno attraversato il paese e le campagne, abbattendo alberi e scoperchiando tetti. Allagamenti ad Adrano e nel Catanese, temporali anche sulla tangenziale Tene, sull'autostrada Messina-Catania, in particolar modo tra San Gregorio e Taormina. Le temperature sono crollate di 15-16 gradi, a Randazzo si è vista addirittura la grandine con diversi danni alle abitazioni e il crollo di un muro sul ponte che collega il paese a Santa Domenica Vittoria, rendendo inagibile il transito. Sull'Etna in poche ore è spuntata anche la neve. Il maltempo dovrebbe andare avanti anche con l'allerta gialla in gran parte dell'isola e la previsione di nuovi temporali. La pioggia non ha risparmiato nemmeno la provincia di Messina. Alle Eolie gli acquazzoni si sono abbattuti per ore sulle strade, causando allagamenti con molte macchine che sono state sommerse dall'acqua, soprattutto a Lipari, Tromba Marina in Cappanarea, dove sono saltati i collegamenti telefonici. Il maltempo ha messo in difficoltà anche i diportisti, molti sono rimasti bloccati sulle proprie imbarcazioni, sia in mare aperto che ormeggiati ai pontili. A Porto Empedocle, nell'Agrigentino, le bare dei migranti morti nell'ultimo naufragio al largo delle coste di Lampedusa. Dolore e raccoglimento di fronte alla piccola bara bianca con il corpicino della bimba somala di 11 mesi morta insieme al padre. La madre in lacrime: seppellitemi con loro. Davide Sardo. Una piccola bara bianca accanto a quella del padre. 10 corpi approdati all'alba al porto di Porto Empedocle, vittime dell'ennesimo naufragio di mercoledì scorso al largo di Lampedusa. La bimba somala, Vaikas Maxmoud Siom, avrebbe compiuto 1 anno l'8 settembre. Accanto a lei il papà. Saranno sepolti a Canicattì non appena la mamma sarà trasferita a Lampedusa e potrà assistere alla tumulazione. Un dolore silenzioso che parla di vite spezzate e di famiglie distrutte. In tutto sono 23 cadaveri recuperati, ma vi sarebbero ancora dispersi in mare. Sulla banchina la celebrazione di un rito cattolico islamico alla presenza del prefetto Salvatore Caccamo e dei sindaci dei comuni agrigentini. Le altre salme saranno tumulate in altri cimiteri della provincia: 3 adulti a Palma di Montechiaro, 2 a Grotte, un adulto a Castrofilippo e un altro a Ioppolo Giancaxio. Un gesto di solidarietà che ha visto i sindaci mettersi a disposizione per offrire loculi e accoglienza ai defunti. Come si fa a rimanere indifferenti? Dovremmo avere dei cuori di pietra, invece il Signore ci ha detto di avere dei cuori di carne che soffrono con loro e col resto dell'umanità per questa tragedia che non finisce mai. Il nostro mare Mediterraneo, che è stato crocevia di culture e anche di religioni, si è trasformato in un grande cimitero liquido. Domani arriveranno le altre salme rimaste a Lampedusa, mentre 220 migranti sbarcati con lo stesso traghetto sono già stati trasferiti nei centri di accoglienza. La piccola bara bianca, fragile e discreta, resta simbolo universale di ogni vita spezzata. Un monito a non dimenticare e un invito a costruire un Mediterraneo di accoglienza, dignità e speranza.
Acqua inquinata a Scoglitti nel Ragusano, molti i casi di gastroenterite. Veronica Barbarino. Un numero elevato di casi di gastroenterite tra residenti e villeggianti succede a Scoglitti nel Ragusano. A causare disturbi l'inquinamento della rete idrica. Molti villeggianti si sono rivolti alla guardia medica, altri hanno avuto bisogno dell'ambulanza e nei casi più gravi del pronto soccorso. In un albergo addirittura 2/3 degli ospiti si sono sentiti male. I titolari hanno già provveduto a bonificare vasche e serbatoi, decidendo di utilizzare soltanto acqua proveniente dalle autobotti. La situazione è sotto controllo, rassicura il sindaco Aiello. Le vasche sono state svuotate, disinfettate e il sistema è costantemente monitorato. Ad ora vige l'ordinanza di divieto dell'utilizzo dell'acqua in attesa dell'esito delle nuove analisi. Intanto i cittadini restano in allerta dopo giorni difficili tra disagi e preoccupazioni. A Piazza Armerina, nell'Ennese, una celebrazione tra fede e silenzi per la festa di Maria Santissima delle Vittorie dopo il caso degli abusi nel momento di preghiera. Il vescovo di Catania, Monsignor Renna. Gerry Italia. Un Ferragosto senza polemiche o proclami, ma caratterizzato dal silenzio. Piazza Armerina si è stretta così intorno alla sua patrona, Maria Santissima delle Vittorie, in una celebrazione solenne che ha in parte riempito la cattedrale, nonostante la giornata festiva. Dal pulpito il lungo discorso del vescovo Rosario Gisana, che ringrazia Monsignor Luigi Renna per la sua presenza solidale, ha introdotto la riflessione molto attesa per diversi motivi dell'arcivescovo di Catania. Vivo questa celebrazione pregando per tutto il popolo dell'arcidiocesi di Piazza Armerina. Un messaggio sobrio che non ha fatto alcun riferimento diretto alle vicende giudiziarie che da anni ormai travolgono la diocesi. Un silenzio che pesa perché il caso degli abusi e dei presunti insabbiamenti rimane ancora una ferita aperta. Lo stesso vescovo Gisana è atteso a ottobre a processo per falsa testimonianza, mentre la comunità si interroga sulla capacità della Chiesa di dare risposte chiare e definitive. Nei giorni scorsi una lettera aperta di Antonio Messina, vittima dell'ex sacerdote Giuseppe Rugolo, aveva riportato la questione al centro dell'attenzione, chiedendo con forza a Monsignor Renna una presa di posizione netta, un segnale che però non è arrivato. Adesso la pubblicità, poi torniamo con lo spettacolo a Segesta. Spettacolo nell'incanto di Segesta, la prima nazionale di Celia di Maurizio Curci, un omaggio al poeta siciliano Antonio Veneziano. Laura Spanò. La magia del teatro dorico di Segesta ancora una volta ha conquistato il pubblico presente alla prima nazionale di Celia nell'ambito del Segesta Teatro Festival. La sua bellezza senza tempo ha reso ancora più suggestivo l'atteso concerto firmato da Maurizio Curcio, Valentina Migliore e Roberta Scacciaferro, che hanno portato in scena e in musica le ottave del poeta siciliano cinquecentesco Antonio Veneziano. L'atmosfera magica del sito archeologico ha reso ancora più suggestivo l'incontro fra poesia antica e linguaggi musicali contemporanei. Le sonorità, ora ricche e stratificate, ora essenziali e minimali, hanno dato nuova vita a un patrimonio poetico che, pur nato 5 secoli fa, ha rivelato un'attualità sorprendente. Le voci di Valentina Migliore e Roberta Scacciaferro, intense e duttili, hanno accompagnato il pubblico in un viaggio che ha saputo intrecciare tradizione popolare e scrittura colta. Sta perdendo molto l'eleganza della nostra lingua. Ecco, quella cosa che ci tengo a dire è che proprio questa lingua è elegante e che dobbiamo mantenerla. Intensa la partecipazione di Anton Giulio Pandolfo nei panni di Miguel de Cervantes, che fu tra l'altro compagno di prigionia di Veneziano. Adesso ancora una pagina, un momento di pubblicità, poi l'ampia pagina di calcio. Parliamo di calcio, buona la prima per il Palermo che passa il turno di Coppa Italia ai danni della Cremonese, vittoria ai rigori dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. Marco Gullà. Il primo ballo della stagione rosanero, il Palermo stacca il biglietto per i 16esimi di finale di Coppa Italia, batte la Cremonese ai rigori dopo che il match era terminato 0-0 e allo Zini i rosanero festeggiano il passaggio del turno, giocheranno contro Udinese o Carrarese. Un buon Palermo, quello che ha giocato ieri sera a Cremona.
contro una squadra che esordirà fra qualche giorno in Serie A, la formazione di Inzaghi ha praticamente avuto in mano il pallino del gioco quasi sempre, ha avuto più occasioni per segnare e non ha sofferto il gioco della Cremonese. Un Palermo che probabilmente doveva osare di più, considerato che per larghi tratti del match ha sempre tenuto con il guinzaglio la squadra di Nicola. La prima vera occasione del primo tempo arriva però nel finale, Gyasi rientra e tira, ma Audero salva senza problemi. Nella ripresa è sempre il Palermo ad essere più... Se costruisci ben poco e poi si è visto nell'arco del campionato quello che non avevi costruito in ritiro, che io reputo il periodo più importante dell'anno. Il tecnico ribadisce il concetto di quello che pensa della squadra quando parla dell'intero campionato. Questo girone è un campionato, è un girone tosto e noi dobbiamo essere più tosti del girone, quello è l'aggettivo, che oltre alla continuità. Sul mercato Leonardi è considerato un investimento per il futuro del club, che è pronto ad andare anche sulla punta di esperienza, garantendo un altro intervento importante con Caturano, che resta al momento primo obiettivo in tal senso. La società è disponibile a migliorare questo organico, il direttore è attento a cogliere le opportunità. Dobbiamo essere concentrati nella partita di domani. A Crotone non ci sarà d'ausilio, lavorerà a Catania con un programma individualizzato per recuperare la piena condizione ed essere disponibile alla prima di campionato. 22 convocati per Crotone, indisponibili Stoppa e Luperini alle prese con i postumi di contusioni, Rolfini a causa di una distrazione muscolare di Tacchio, per lui trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro, e Forti a riposo dopo un'infiltrazione a un dito del piede. L'altro indisponibile è Frisenna, che ha completato la fase di riatletizzazione e tornerà a fare i primi test in gruppo la prossima settimana. E stasera il Trapani sarà impegnato a Picerno, mentre il Siracusa è stato eliminato, sconfitto 2-1 a Foggia al primo turno. Sentiamo Sergio Golossi. Sarà il Foggia l'avversario della vincente di Crotone-Catania. I rossoneri nel primo turno della Coppa Italia di Serie C hanno superato 2-1 allo Zaccheria e il Siracusa, con gol al 21esimo dell'ex Messina Garofalo su rigore e raddoppio di Bevilacqua in prossimità dell'ora di gioco. Di Contini su cross di Guadagni al minuto 22 la rete dei siciliani, che hanno avuto il merito di rimanere in partita fino all'ultimo. Lavori in corso per due squadre destinate ad un robusto mercato. Archiviata la Coppa, il Siracusa guarda al futuro dei suoi vertici tecnici. A Foggia in panchina c'era Spinelli e non Turati, ufficialmente per problemi di salute. Assente da giorni anche il direttore sportivo Laneri per questioni familiari. Il presidente Ricci, in una nota, garantisce il rispetto di programmi e obiettivi con Turati e Laneri al centro del progetto. Serve una nuova fideiussione, promessa ma ancora non arrivata dall'estero, ad integrazione della precedente, per fare mercato e rendere il Siracusa competitivo. È l'unica strada per ritrovare Turati, Laneri e la serenità perduta dopo la brillante promozione. Trapani ospite stasera del Picerno, stesso modulo ma interpreti diversi per il tecnico Granata Aronica, che dovrà fare a meno dell'infortunato Ciuferri e si affida al 3-4-2-1 con cui ha concluso la scorsa stagione. Picerno al completo, Trapani in attesa di novità dal mercato, in arrivo un trequartista e altre cessioni. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.